Le imprese artigiane tornano a crescere in Friuli. Nei primi 6 mesi dell'anno il fatturato aumenta in media del 27%, il saldo più alto dal 2006, ma per il futuro preoccupano i costi dell'energia. Bandi a cascata dal PNRR, 43 milioni di euro per le imprese della regione nell'ambito manifatturiero, avviata la collaborazione tra Confindustria Udine e l'Ateneo Friulano per promuovere nuove tecnologie digitali. Maneggia una sega elettrica portatile, si amputa 2 dita di una mano. È successo a un ragazzino di 13 anni stamattina nella sede dell'Associazione di Volontariato Salesiana alla Via Arte di Santa Maria la Longa. Sono terminati i lavori di restauro della fontana di Piazza San Giacomo. L'intervento da 30.000 euro finanziato dalla Danieli di Butrio porta la firma della stessa ditta che ha fatto risplendere l'Angelo del Castello. Capolavoro tattico di Sottile, vittoria strameritata per l'Udinese secondo Collovati che promuove il tecnico. Con lui l'Udinese può sognare, non è solo un episodio. Buonasera da Telefriuli e ben trovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Riprendono a crescere le imprese artigiane friulane. Nel primo semestre del 2022 il fatturato registra in media un aumento del 27,1%, il saldo più alto dal 2006, ma ci sono forti preoccupazioni per il futuro in relazione ai costi dell'energia. Nei primi 6 mesi del 2022 il fatturato delle imprese artigiane di Udine e provincia è aumentato mediamente del 27%, il saldo più alto dal 2006. È quanto emerge dalla 33esima indagine congiunturale di Confartigianato elaborata dall'Ufficio Studi dell'Associazione sulla base di 611 interviste realizzate dall'IRTEF tra il 4 e il 29 luglio. Per il comparto il segnale incoraggiante, anche se il futuro è oscurato da nubi minacciose come la difficoltà di reperire manodopera, alla quale si affianca l'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Ma Confartigianato ha già delle idee. Chiediamo subito di poter avere delle linee di investimento per l'installazione di impianti fotovoltaici per tutte le attività e quindi queste misure che consentono l'accesso al credito per fare queste installazioni, l'installazione di batterie e diciamo la creazione di comunità energetiche. Darebbe la possibilità di l'utilizzo a chilometro zero dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, quindi quella in eccesso verrebbe subito rimessa nella rete e quindi le imprese potrebbero utilizzarlo a costo inferiore, un risparmio per le famiglie di circa il 30%. 4 aziende con sede in Friuli cercano almeno un centinaio di persone da assumere. Un recruiting day potrà incrociare domanda e offerta. Si svolgerà a Muzzana il prossimo 22 settembre. 4 aziende che hanno sede in Friuli, ABS Acciaierie Bertoli Safau di Pozzuolo, Modin di Pocenia, Sisecam e Tagli di San Giorgio di Nogaro, cercano personale per oltre 100 posti di lavoro. A tal proposito, la Regione, di concerto con l'Agenzia di Lavoro Adecco, ha organizzato per il 22 settembre a Muzzana del Turgnano un Recruiting Day, un'occasione per incrociare domanda e offerta. Invito le persone a candidarsi, a cogliere questa opportunità perché è un'occasione importante per mettersi a disposizione di quelle che sono le offerte di lavoro che le aziende mettono. Siamo vicino all'iniziativa numero 100, è un dato per noi importante non dare in appalto quelli che sono servizi per noi essenziali, ma collaborare con tutti i soggetti del territorio. Noi in Friuli Venezia Giulia in questo momento occupiamo quasi 1700 persone, tutte le aziende del territorio e di queste 800 sono assunte a tempo indeterminato, quindi con dei contratti assolutamente stabili che danno tutta una serie di garanzie e di welfare molto importanti ai lavoratori. 8 giorni al mese per figli con con figli sotto i 14 anni, 5 giorni su 5 alla settimana per i soggetti fragili, previa sottoscrizione in entrambi i casi di specifici accordi individuali con i lavoratori interessati. Sono le richieste in materia di ricorso allo smart working che la funzione pubblica CGIL ha presentato al Comune di Udine in un incontro con l'assessore al personale Fabrizio Cigolotte e la segretaria generale Francesca Finco.
La proposta, spiegano per la funzione pubblica CGIL il segretario provinciale Andrea Traunero e Vanessa Spanò, punta al completo recepimento da parte dell'amministrazione comunale dell'intesa sul lavoro agile siglata a livello di comparto unico lo scorso 29 luglio e già applicata per i lavoratori dell'ente regione. Al centro del confronto tra CGIL e amministrazione comunale non solo lo smart working, ma anche l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli asili nido comunale, la disciplina dello straordinario. Assume sempre più i contorni di una grande vertenza nazionale, quella in corso a Trieste per la salvaguardia dei 451 posti di lavoro. Varsila. Dopo la grande manifestazione di sabato scorso, la vicenda ha portato oggi al deposito di un emendamento al decreto aiuti bis contro le delocalizzazioni industriali. A presentarlo, primo firmatario il senatore Antonio Misiani, è stato il gruppo del PD che confida che le altre forze politiche, ha spiegato Deborah Serracchiani, convergano a difesa delle capacità produttive e dell'occupazione in Italia. L'emendamento, ha sottolineato Serracchiani, ripristina una serie di condizioni e sanzioni che mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e riapre prospettive per la cessione dell'azienda o di rami d'azienda allo scopo di garantirne la continuazione dell'attività. Sempre di profilo nazionale è il ricorso d'urgenza presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia contro la chiusura dello stabilimento della Varsila. Nel ricorso la Regione ha chiesto che la Consulta si pronunci sull'eventuale costituzionalità di norme che, a suo parere, al momento prevedono sanzioni non sufficienti a difendere il diritto del lavoro previsto dalla Costituzione. Maneggia una sega elettrica portatile, si amputa 2 dita della mano. È successo ad un ragazzino di 13 anni nella tarda mattinata di oggi nella sede dell'associazione di volontariato salesiana La Via Arte di Santa Maria la Longa. Si è amputato 2 dita della mano tagliando un pezzo di legno con una sega elettrica portatile. Un 13enne è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi nella sede dell'associazione di volontariato salesiana La Via Arte di Santa Maria la Longa. La comunità si occupa del recupero di ragazzi svantaggiati. Immediata la richiesta di aiuto è arrivata alla Sores di Palmanova. Soccorso da personale del 118, il ragazzino è stato condotto con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I rilievi sono da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Il magistrato di turno, vista l'età del ragazzino impegnato nella lavorazione del legno e la dinamica della quale è rimasto coinvolto nell'infortunio, ha chiesto l'intervento dei tecnici del Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria udinese. Non si ferma l'afflusso di migranti in regione lungo la rotta balcanica. Questa mattina a Trieste, in pieno centro città, in via Flavia, la polizia ha rintracciato 66 persone di varia nazionalità, tra queste anche alcuni minorenni. Sono cittadini dell'Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh e Iraq. Tutti sono stati condotti al commissariato di Fernetti per le procedure di identificazione. E nuova opportunità dal fenomeno della migrazione. Il comune di Pordenone, in collaborazione con l'associazione ANOLF FVG, ha tenuto un corso al quale hanno aderito soprattutto donne, nel corso del quale sono state gettate le basi per una proficua integrazione con il territorio, ma anche per creare nuove opportunità lavorative. Fenomeno migratorio come opportunità per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro. Le attività a Pordenone si sono basate sulle esigenze specifiche dei cittadini extracomunitari e dei loro territori locali di riferimento. Sono stati organizzati programmi di apprendimento reciproco e di scambio tra enti pubblici e associazioni del partenariato per confrontare i modelli di accoglienza e supporto, ma anche per trarre ispirazione per innovare i servizi e migliorare le condizioni di vita e lavoro di immigrati ed immigrate. Ci siamo concentrati come comune di Pordenone sulle donne immigrate, che sono la parte all'interno del mercato del lavoro più fragile e a maggior rischio di marginalità, ma forse anche la più forte, la più resiliente. La integrazione non è colonizzazione, l'integrazione non è sovrapposizione ma è aggiunta, è un insieme di principi che vanno ad aggiungersi, un insieme di culture che si aggiungono e si modificano, perché la cultura si modifica, perché l'integrazione non può mai essere colonizzazione. Un lavoro svolto sotto la regia di Anolf. Abbiamo visto partecipare tante donne che hanno voluto proprio inserirsi nel mercato del lavoro. Io mi auguro che non che si concluda solo per una cosa teorica, ma anche sulle cose che loro hanno studiato devono andare, a svolgere l'attività sono stati formati questo tipo di percorso.
È finito con l'auto nel fosso, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ed è stato trasportato in ospedale a Udine in elicottero, ma non è in pericolo di vita. Il 36enne di Pordenone, che questa mattina è uscito di strada mentre percorreva la provinciale 21 da San Vito al Tagliamento a Fiume Veneto. Sul posto personale del 118 con ambulanza e di soccorso, vigili del fuoco e Polstrada. A Maiano poi, sempre a causa presumibilmente di un colpo di sonno, il conducente di un camion carico di legna non è riuscito ad evitare che il mezzo pesante si adagiasse sul ciglio della strada e il camionista di nazionalità slovena è uscito illeso dall'abitacolo. La fuoriuscita autonoma di un autocarro ha provocato il ferimento del suo conducente, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Pordenone. L'incidente si è verificato alle 13 di oggi lungo la Pontebana all'altezza di Poncicco nel comune di Zoppola. Inevitabili code e disagi lungo la statale 13, considerato anche l'orario di punta. Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni è stato trovato nella casa in cui viveva a Udine in via Garibaldi di pomeriggio. Sul posto, su richiesta della centrale Sores, sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta. Per i carabinieri sono da escludere responsabilità o intervento da parte di terzi. Si è concluso l'intervento per la rimozione del pericoloso albero lungo 20 metri che si era schiantato al suolo sul Noncello nei giorni scorsi in seguito alle recenti perturbazioni. La pianta era crollata nel tratto del corso d'acqua che attraversa Pordenone tra Valle Noncello e Visinale. L'albero, completamente sradicato, era sommerso e ostruiva l'alveo, rendendo impossibile la navigazione anche di soccorso ed impedendo il normale deflusso delle acque. La zona dove ieri è annegato nell'Isonzo un ragazzo di 17 anni di origine tunisina è segnalata da anni per la sua pericolosità. Sono i primi risultati delle indagini di polizia e vigili del fuoco su quanto accaduto ieri pomeriggio nei pressi di Gorizia. La causa della morte potrebbe essere stato uno shock termico che ha portato all'annegamento del ragazzo. Il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori 3 ore dopo la scomparsa. Nella zona sono presenti da tempo avvisi che indicano la pericolosità del fiume, soggetto a piene improvvise, complice anche la regolamentazione della vicina diga. Riunione di giunta regionale oggi con 3 provvedimenti a supporto delle famiglie, degli agricoltori e poi un aiuto per Porto Nogaro. Vediamo il servizio. Sono in arrivo ulteriori 12 milioni di euro per le ATER del Friuli Venezia Giulia, risorse che serviranno per implementare il fondo sociale e che aiuteranno a compensare le minori entrate dei canoni di locazioni e delle quote per i servizi accessori pagati dalle famiglie degli alloggi di edilizia sovvenzionate che si trovano in situazioni di difficoltà economica. Lo ha deciso la Giunta regionale nella seduta di oggi. Nel dettaglio per Udine lo stanziamento sarà di 3,3 milioni di euro e per Pordenone di 1,7 milioni. Le risorse potranno essere utilizzate anche per far fronte agli aumenti dei costi delle materie prime. Sempre la Giunta ha approvato la cessione di una barca pilota di proprietà dell'ente ai pratici locali di Porto Nogaro per supportare le manovre delle navi in ingresso e in uscita dallo scalo. La flotta di Porto Nogaro era stata penalizzata negli ultimi anni a causa di un grave incidente del 2017 e della vetustà dell'altra imbarcazione e dunque la Regione ha provveduto ad acquistare il mezzo. Un aiuto arriverà anche alle imprese agricole pesantemente condizionate dalla grave situazione climatica con un ulteriore provvedimento sul gasolio agevolato utilizzato per alimentare i sistemi irrigui al fine di integrarne le scorte. Come il provvedimento di luglio è previsto uno stanziamento ulteriore di 50 litri di gasolio per ettaro in quantitativo di carburante impegnato a titolo di supplemento a ricostruzione delle scorte alla voce irrigazione. Stagione da boom per il turismo a Lignano. I dati, sebbene provvisori, sono stati anticipati oggi dall'assessore delle attività produttive Sergio Mediobini proprio nella località balneare. L'incremento delle presenze allo scorso 31 agosto è di ben il 9,7% rispetto al 2019, l'ultimo anno di stagione piena prima della pandemia. La crescita inoltre riguarda sia i turisti italiani che quelli stranieri, all'insegna della soddisfazione il commento di Bini, che ha sottolineato la politica regionale di pianificazione e programmazione turistica progettata e realizzata in collaborazione con le amministrazioni locali. È stata riaperta questa mattina la casa di riposo per anziani di Tolmezzo e sentiamo il vice governatore Riccardi.
È una giornata importante perché la riapertura della RSA di Tolmezzo è un altro passo verso l'auspicata normalità dopo la pandemia. Naturalmente questo ci fa affrontare in un quadro ampio quelli che sono i problemi che devono tenere conto di alcune condizioni che nel breve e medio termine questo Paese non riuscirà a risolvere. C'è la questione del personale che deve essere affrontata strutturalmente, ma anche una volta che il Parlamento l'avrà affrontata avremo bisogno sicuramente di tempo per risolverla. Ma oltre a questo ci sono i rapporti tra la sanità pubblica e la medicina generale, oltre che una programmazione complessiva che deve tenere conto, e questa è proprio una struttura che dà questo tipo di risposte, ad una condizione di vita che fortunatamente ci dà 20 anni di più, ma nello stesso tempo ha bisogno di una revisione organizzativa, spostando il baricentro della cultura ospedale-centrica. Sono 144 i nuovi contagi Covid rilevati nelle ultime 24 ore su 1296 tamponi effettuati, 3 i decessi, 2 a Trieste e 1 a Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 2, mentre i pazienti in altri reparti salgono a 137, 6 in più rispetto a ieri. Si costituirà un tavolo di lavoro ad hoc per coordinare la programmazione dell'agenda urbana sviluppata congiuntamente in vista della capitale europea della cultura di Gorizia e Nova Gorizia. Dell'investimento, che per parte italiana ammonta a 4 milioni di euro, è stato deciso che sarà responsabile il GECT Go, organismo che rappresenta già il comune di Gorizia, quello di Nova Gorizia e di San Pietro Vertoiba. È il risultato dell'incontro che si è svolto oggi nel municipio di Nova Gorizia la presenza del ministro sloveno per lo sviluppo e politica di coesione europea e l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Si è trattato della prima riunione dopo l'insediamento del nuovo governo sloveno. Il 25% di uva raccolta in meno rispetto nella vendemmia 2022 a causa della siccità che sta colpendo il territorio, e i vendemmiatori si reclutano prevalentemente su Facebook. Che la vendemmia è partita un po' in anticipo, o sbaglio? È partita il 10 di agosto, quindi con la base spumante, Chardonnay e Pinot Nero, quindi mediamente 15 giorni di anticipo rispetto alla media, perché le siccità del mese di luglio ci hanno un po' messo in difficoltà. La siccità come sta incidendo? La siccità sta incidendo che mediamente noi avremo un 25% in meno della produzione media ottimale aziendale, che è già bassa, perché noi produciamo circa 60 quintali per ettaro, andremo a 45 quintali per ettaro quest'anno, poi vedremo, i morti li contiamo dopo la battaglia, quando la vendemmia è finita. Questo inciderà sul prezzo al consumatore finale o no? Dipende dalla qualità finale. Ecco, Rodaro, vendemmia 2022, è facile trovare vendemmiatori? Non è facile. E specialmente quello che denunciamo noi è che i vendemmiatori oggi non si trovano attraverso i canali istituzionali, attraverso gli uffici di collocamento, ma purtroppo attraverso Facebook, Instagram. In piazza San Giacomo, nel cuore di Udine, torna a brillare la storica fontana. Dopo 90 giorni di lavoro di restyling, finanziati dalla Danieli Officine Meccaniche grazie all'Art Bonus, questo pomeriggio è stata simbolicamente inaugurata. Piazza San Giacomo di Udine riabbraccia la sua storica fontana dopo che si sono conclusi i lavori di restauro durati 90 giorni, costati 31.500 euro. Il restyling è stato possibile grazie al presidente della Danieli Officine Meccaniche, Gianpietro Benedetti, attraverso l'Art Bonus. Sono contento di poter essere qui e ad avere anche una città che può ricevere questi contributi, perché la città è molto bella ed è un luogo identitario, sta diventando un luogo identitario non solo per i suoi cittadini ma per tutto il Friuli. Ad entrare nel merito dei lavori è stato il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Una grande soddisfazione, un momento di esaltazione di quello che sono i manufatti diciamo storici, medievali, che vengono riportati alla luce, non riscoperti, rimessi a posto, ristrutturati. Gli studenti puntano a dar vita a una lista di rappresentanza interistituto che diventi un'occasione per rivoluzionare il mondo della scuola a Udine.
Innescare una sorta di rivoluzione nel centro studi del capoluogo friulano è quanto si prefigge un gruppo di studenti che dopo la pandemia ha deciso di dar vita a un progetto di rappresentanza interistituto che si chiamerà UPSU, Uniti per le scuole di Udine, che coinvolge diversi istituti cittadini. Il Covid, scrivono gli studenti in una nota, ha messo a dura prova la scuola italiana mettendone in luce contraddizioni e problematiche. Il progetto è la sintesi di proposte elaborate dopo mesi di confronti e dibattiti con realtà studentesche nazionali e prevede la necessità di diffondere la conoscenza dei diritti degli studenti attraverso una rete di referenti attiva e consapevole che sappia incarnare le necessità della comunità scolastica. Uno proprio di questi progetti che noi proporremo per tutto l'anno scolastico sarà il codice antimolestie, che sarà un codice a tutela dei lavoratori, degli studenti e delle studentesse. Il bilancio aperto che punta a dare maggiore importanza decisionale ai rappresentanti di istituto. Poi c'è anche la tutela della sicurezza, all'interno degli istituti. 43 milioni di euro destinati grazie al PNRR alle imprese della Regione attraverso lo strumento dei bandi a cascate. A tal proposito è importante la partnership che si è creata tra Confindustria Udine e l'Ateneo Friulano per avviare un programma di ricerca che sia volto a potenziare e diffondere entro febbraio 2026 i benefici delle tecnologie digitali ai settori industriale, manifatturiero e agricolo. Professor Montanelli, prorettore dell'Università degli Studi di Udine, l'opportunità del PNRR per rafforzare la collaborazione tra università ed aziende. Il progetto INEST, ne parla oggi, ci vuole annunciare di cosa si tratta. Il progetto INEST è uno degli 11 ecosistemi che sono stati finanziati dal PNRR e l'obiettivo di questi sono i progetti radicati nel territorio. Quindi l'obiettivo è di stabilire delle connessioni, dei collegamenti molto forti tra la ricerca applicata, sviluppata nell'università e il territorio, in particolare le aziende. Qual è la scommessa del futuro? Confindustria era interessata ancora prima che uscisse il PNRR, in quanto abbiamo costituito con l'università i tavoli di lavoro congiunti fra aziende e università, e questo ha dato come frutto anche il progetto INEST, sulla quale l'Università di Udine si è piazzata ai primi posti come capacità propositiva. Le aziende chiaramente sono interessate al progetto INEST, ai bandi a cascata, in quanto c'è la possibilità di cooperare fra aziende e università in ambiti di ricerca che coinvolgono tutte le tematiche di cui si parlava prima. Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà questa sera a Marano Lagunare, era atteso qualche minuto prima delle 19, ma a quanto pare l'attesa sarà ancora lunga per i suoi sostenitori. Allora andiamo da Hubert Londero che ci aggiorna in diretta. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori, siamo qua a Marano Lagunare, alla vecchia pescheria gremita del popolo leghista. Ci sono tutti gli esponenti regionali del Carroccio, dagli amministratori comunali fino agli assessori regionali. Un incontro nel quale Pietro Senaldi, con il direttore di Libero, intervisterà sia il presidente Massimiliano Fedriga sia il segretario Matteo Salvini. Al momento si sa che Salvini dovrebbe arrivare attorno alle 9, per cui il suo sarà uno degli ultimi interventi della serata. Però intanto noi abbiamo intervistato il presidente Fedriga, soprattutto in merito all'emergenza della Wärtsilä a Trieste. Sentiamo il servizio. Voi avete promosso un'azione legale nei confronti della procedura. Sì, la procedura Orlando è una procedura che di fatto non soltanto per i tempi molto ristretti, 90 giorni, ma anche per le modalità non permette di trovare delle alternative per garantire il proseguio della produzione anche con soggetti diversi da Wärtsilä stessa. Cosa significa? Che oggi basta che l'azienda presenti formalmente il piano di reindustrializzazione, anche se le istituzioni coinvolte, penso al MISE, alla Regione o i sindacati,
dicono non è credibile come piano di reindustrializzazione, se formalmente è così, in teoria non possiamo far nulla, l'azienda pagherà un po' di più ma dismette l'impianto. Questo lo riteniamo una procedura assolutamente inaccettabile e devo dire anche contro il nostro sistema costituzionale. Per questo non abbiamo impugnato e vediamo ovviamente se la magistratura ci darà ragione. Nel mentre devo dire che anche i sindacati hanno portato avanti un'azione per attività antisindacale dell'azienda stessa che mi sembra palese, perché Wärtsilä più volte ha sottolineato che voleva investire di più, non dismettere l'impianto produttivo, e questo è stato sottoscritto addirittura in un documento in cui la Regione era presente tra sindacate, cioè parte sindacata e la parte datoriale, a marzo di quest'anno, e perfino nel bilancio Wärtsilä c'è scritto che si continuava con la produzione, si incentivava la produzione, quindi sono sicuramente due fattori molto gravi. Noi ovviamente vogliamo che quel sito continui a rimanere in una filiera fondamentale che è quella della navalmeccanica. Disinfestazioni anti-zanzare effettuate in ritardo, con scarsa informazione e senza seguire la logica della prevenzione, adottando scelte che potrebbero portare a seri danni collaterali. Gli interventi anti-zanzare programmati dalla Regione per contrastare la proliferazione del virus West Nile non sono affatto piaciuti a Legambiente, all'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e all'Associazione dei Medici per l'Ambiente. In una nota, le tre realtà parlano di un'operazione effettuata in ritardo, ad emergenza conclamata e condotta senza seguire le linee guida del Piano Nazionale di Sorveglianza e Gestione delle Arbovirosi. Per questi motivi le associazioni chiedono che vengano rese note le motivazioni degli interventi adottati e si augurano che venga aggiornato il Piano Regionale di Sorveglianza e Gestione delle Arbovirosi trasmessi da Zanzare, fermo al 2016. E andiamo a Rivignano Teor, dove è stata grande festa per la nuova piazza, inaugurata ieri davanti a 1 migliaio di cittadini, con il concerto di Roberto Vecchioni. Oggi è una giornata storica per la nostra comunità di Rivignano Teor. Abbiamo inaugurato quella che è la più grande riqualificazione urbanistica della storia del nostro comune. Oltre 20.000 metri quadrati che prima erano privati, abitazioni abbandonate da decenni, l'ex consorzio agrario da 30 anni in disuso, che sono offerti all'uso pubblico. L'abbiamo voluto chiamare Agorà, rifacendoci al modello greco, al modello classico, non solo piazza, non solo mercato, ma luogo di sport, di socialità, un luogo dove pensare. Avere uno spazio così grande in mezzo al paese non è in tutti i comuni questa fortuna, è stata un'occasione trovare uno spazio così. Calcolate che fino a pochi mesi fa era quasi una discarica a cielo aperto. Abbiamo deciso un po' di fare una festa per i rivignanesi, ma non solo ovviamente, e qui andremo a sviluppare quello che sarà il futuro del nostro territorio, perché verrà costruita una centrale, addirittura pensate avrà la capacità di ricavare idrogeno. Quindi stiamo veramente studiando una tecnologia molto avanzata, e è un progetto pilota quello che stiamo portando avanti, e quindi è una piazza che, come ha detto Mario anche prima nell'inaugurazione, è uno spazio per i giovani, uno spazio per le generazioni future, per le amministrazioni future. Qui ci sono 20.000 metri pronti per essere studiati e diciamo creati nuovi spazi per l'aggregazione. Non si spegne l'eco della vittoria dell'Udinese sulla Roma ieri al Friuli per 4-0. I commenti questa sera a bianconero a partire dalle 21. Tra poco ovviamente se ne parlerà e rivedremo quella vittoria anche a Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.